La terza dose non sia solo per gli immunodepressi, ma anche per tutti i fragili. Il presidente del Veneto Luca Zaia chiede notizie certe al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per organizzare la terza dose della campagna vaccinale, ma dal 30 settembre si deve somministrare la terza dose contemporaneamente anche a tutti gli over 65 che sono stati vaccinati 10 mesi fa e per i quali inevitabilmente la carica anticorpale va riducendosi. Approvato il piano per sottoporre al dosaggio degli anticorpi gli anziani nelle case di riposo, i primi ad essere stati sottoposti a profilassi e quindi tra i primi ad avere necessità del richiamo, un richiamo che sarà comunque volontario. Ieri abbiamo approvato in giunta regionale un provvedimento importante che dà il via a tutto quello che è un piano di sanità pubblica di monitoraggio dello stato del titolo anticorpale nel sangue degli anziani delle RSA. Allora, se è vero che dopo un tot di mesi diminuiscono gli anticorpi, è altrettanto vero che abbiamo le prime categorie vaccinate esposte, che sono gli anziani, i sanitari e gli immunodepressi. Punto. Pensare di iniziare a vaccinare gli anziani a dicembre vuol dire non metterli in sicurezza per l'inverno. Se il problema c'è, ma ce lo deve dire la comunità scientifica, io da 2 mesi che vi sto dicendo sta roba. Se è vero, è bene che si inizi subito. Saremo noi poi a avere il problema di farne tanti vaccini. Ma se mi fai iniziare a dicembre, cioè prima di aver fatto il giro di tutti gli anziani arriviamo a marzo, occhio, perché poi si accumuleranno anche tutti gli altri che avranno avuto i tot di mesi per poter diciamo, accampare la richiesta di farsi la terza dose. Quindi io sarei per farli subito. Ma noi possiamo fare tutto contemporaneamente, l'importante è che chiariscano questa storia, non abbiamo avuto neanche problemi nella prima fase senza vaccini ad affrontare questo. Considerate che noi riusciamo a fare più o meno 55.000 vaccini al giorno, li facciamo.